Ho notato che c'erano dei prezzi vantaggiosi, scontati, per cui ho approfittato, come vede, ho anche troppo peso, devo andare, Comunque va. era tutto, diciamo, che costava di meno. Tutto che costava di meno, sì, sì, dai, sono contenta per oggi. Speriamo in futuro. I prezzi più bassi che da oggi hanno trovato i mestrini che sono andati a fare la spesa sono frutto del cosiddetto patto anti-inflazione, sottoscritto pochi giorni fa a Palazzo Chigi, a cui a livello nazionale hanno aderito circa 25.000 supermercati che per aiutare a spendere meno applicheranno sconti del 10% sui prodotti alimentari di base per un trimestre fino al 31 dicembre di quest'anno. Faccio la spesa perché mi serve, devo fare la spesa e se ne approfitta nello stesso tempo. Secondo lei è una buona idea? Funzionerà? Spero, me lo auguro per tutti noi, perché poveri cittadini, È aumentato parecchio fare la spesa. molto, parecchio. No, non lo sapevo e non mi sono accorta degli sconti. Ma Cosa ha comprato? poche cose, quindi forse anche dipende da quello. È più caro fare la spesa oggi rispetto a qualche mese fa. È caro da tanto tempo, secondo me, da un anno, forse anche di più di un anno. Sì, sì. Ma non si era accorta delle offerte. No, ma forse non ci ho fatto caso. Che cos'è che costa di meno? Beh, il latte di sicuro, ci sono proprio prezzi bloccati, il latte, la pasta, i beni di prima necessità, il burro, il formaggio e tante cose vedo che sono proprio scontate. Secondo lei è un provvedimento che poi alla fine si vede nello scontrino? Ma non lo so quanto, non lo so, perché comunque la frutta e la verdura veramente sono molto costose. Frutta e verdura sicuramente sono alle stelle, poi dopo il resto, ma frutta e verdura, soprattutto chi ne fa un uso, Hai approfittato della merce che era in sconto, che era bloccata o come prezzo? sì, ho approfittato. L'ha preso? Ma era più che altro biscotti, questo scatolame vario, diciamo, non frutta e verdura, no, non c'era. Comunque Deve essere inserita, diciamo. dovrebbe essere inserita.